Slow Tour per l'Italia. Va bene, visto che sei così bravino, Sì. adesso ti interrogo. Che cosa si vedrà in questo pezzo di viaggio che noi facciamo in Toscana e nell'arcipelago proprio toscano, nell'Argentario, anzi. Cosa si vedrà? Cosa si vedrà? Bene, si vedrà innanzitutto Cosa. Cosa è un luogo archeologico molto bello, molto particolare e ci sono delle mura ciclopiche poligonali incredibili come quelle che lei ha visto in Perù ed è un luogo che non tutti conoscono, invece vale la pena. Sì. E poi, cos'altro c'è di interessante nella laguna d'Orbetello? Allora, sotto a Cosa c'è la tagliata, che non è un piatto tipico locale, ma è un'opera idraulica molto importante e affascinante. che ha creato la laguna d'Orbetello, Sì, va bene. Quindi che risale agli Etruschi o forse anche prima. Vabbè, e quindi Orbetello Era un porto. Ah, benissimo, era un porto, bravo. Hai indovinato bene, va bene. Adesso però rispondi tu. Cosa si mangia alla cooperativa pescatori di Orbetello? Tanta roba, ma non ricordo bene cosa. Guarda, Slow Tour. Facciamo come il capitano Fitzroy e con il brigantino Beagle, Darwin, e cartografavano tutte le coste. Allora diciamo, faro di Punta Lividonia, poi Punta del Monaco, dopo c'è Punta Cacciarella e quindi Punta Grande e poi c'è Cala Grande che è all'interno. come si chiama quello scoglio, Carlotta? Argentarola. E io ci punto. No, No. adesso che sappiamo come si chiama è più facile schivarlo. E Stefano la sta schivando. Vedi, questo è Porto Ercole, il porto proprio. E invece quello laggiù è Cala Galera. Praticamente abbiamo circumnavigato tutto il promontorio dell'Argentario. Scendiamo a Porto Ercole. Ma tu lo sai perché si chiama Porto Ercole? No, perché? Non dirmi che c'entrano i... Popoli del mare, Porto Ercole. Porto Ercole deve il suo nome al fatto che gli Etruschi qui eressero una fortezza che aveva la caratteristica proprio di rispecchiare la costellazione di Ercole. E quindi Ercole, l'eroe in assoluto, insomma, anche degli Argonauti, è appunto qui rappresentato. Le fortezze che sono state fatte sono poi molto successive, gli Etruschi, ed era una difesa appunto di questa parte del mare che è poi la punta più estrema dell'Argentario, e qui nei pressi di Porto Ercole venne trovato il corpo senza vita, morto di malaria, del Caravaggio. Ecco, a proposito di Caravaggio, mi hanno detto che qui a Porto Ercole ci sono alcune tracce del suo passaggio. Voglio mostrarle a Zoe. Zoe, lo sai cosa fa un turista quando arriva in un posto? Cosa fa? Compra una guida, in modo da sapere quel che va saputo. E sai cosa ho saputo di Porto Ercole? Dica. Di Porto Ercole ho saputo che è un paesino assolutamente antichissimo, addirittura risale all'età del rame, 6000 a.C. Che la civiltà in questa zona abbia origini molto antiche è dimostrato dal grande porto di Orbetello che raggiungo con la mia auto. Ho appuntamento con Giuseppe De Giosa, allievo dello studioso Mario Pinkerle, ed Emilio Cagnoli, appassionato delle mura megalitiche di Orbetello, e loro mi rivelano cose importantissime. Orbetello si trova al centro di queste due parti di terra. Quello che nessuno più nota è che i tomboli della Giannella e della Feniglia chiudono Orbetello all'interno di uno spazio imprendibile, diciamo, in qualche Che modo. potrebbe essere strategicamente un porto ben difendibile, perché ci sono racconti, citati anche nel libro di Mario Pinkerle, Il porto invisibile di Orbetello, che parlano di come questi canali potevano essere coperti in epoca storica, ad esempio da frasche. Quindi le navi potevano entrare in questo canale, magari inseguite da altri vascelli e via di seguito, e di colpo si potevano chiudere. Chi non conosceva Orbetello non avrebbe mai potuto capire che dietro c'era probabilmente un porto. Ma adesso passano solo barche a motore piccole. Prima che fossero costruiti ponti fissi, passavano anche le barche a vela. In altri tempi saremmo potuti entrare con una nave come quella di Adriatica direttamente ad Orbetello. C'era un ponte elevatoio che andava su e giù secondo il fabbisogno della barca più alta o della barca più bassa. Poi 40 anni fa fu levato e creato quest'opera come ora noi vediamo, insomma. E purtroppo Orbetello, da città sull'acqua che era, è diventata, io dico sempre, città sul corso.
cioè sul certo. corso, nel senso noi siamo isolati dal mare. E invece Abbiamo eravate perso un porto. l'identità, abbiamo vissuto per millenni con questa identità, città sul mare, popolo del mare. Ma come si è formata la laguna che racchiude Orbetello e come si sono formati i tomboli, le strisce di terra e sabbia che congiungono l'Argentario alla terraferma? Qualcuno ha mai pensato a quanto è strana la morfologia della laguna? È un mistero che dall'alto dell'Argentario si vede meglio. I tomboli sono le linee di terra che chiudono la laguna di Orbetello. Orbetello è al centro, visione meravigliosa. Grazie. E là c'è il continente Italia, noi siamo sull'Argentario. Questi tomboli sono unici al mondo perché sono appunto perpendicolari alla linea di terra e hanno forma opposta. Pinkerle, che è appunto uno scrittore ingegnere, no? Che ha fatto delle ipotesi interessanti e finalmente nuove rispetto a questi spazi. Parla di Orbetello e parla di una possibilità che questi due tomboli di terra siano stati fatti artificialmente. È possibile che una ingegneria veramente incredibile per l'epoca abbia ragionato sulla possibilità di creare questa laguna, quindi di chiudere Orbetello tra due tomboli di terra creati artificialmente dai sedimenti che arrivano dal fiume e dai sedimenti che arrivano anche dalla tagliata artificiale, fatta appositamente per fare in modo che questo lembo di terra si crei. Zoe, hai visto Via Caravaggio? Ma non è un caso, perché 400 anni fa, nell'estate del 1610, veniva a morire in quella fortezza là dietro il Caravaggio. Dove è sepolto Caravaggio? Non lo so dove è sepolto Caravaggio, qua mi è sfuggito dove è sepolto Caravaggio. È morto qua, contentati di sapere che è morto qua. E non fare quella faccia tra l'ironico e il deluso, non è che io posso sapere tutto. Hai un padre turista che compra le guide e via. Zoe mi sfida! Non so dire esattamente dove è sepolto Caravaggio, ma so che qui c'è un monumento in suo onore. E adesso le faccio vedere io. Ma quello che vale la pena di vedere è questo, dove sono io, le mura di Orbetello. Sono sugli spalti delle mura poligonali che circondavano Orbetello. Mura che non si riescono a datare e che non si riescono neanche a valutare per la loro profondità. La parte che noi vediamo è una piccola parte del resto che in questo momento è sommerso. Almeno 7 metri di mura circondavano Orbetello, questa penisola che si protende dentro la laguna e che a sua volta è circondata dal mare. Un grande porto protetto dal Tirreno, protetto dall'Argentario, protetto da due lembi di terra che ne facevano un luogo assolutamente imprendibile. Le mura di Orbetello sono l'unico esempio di mura poligonali sull'acqua. Ma cos'era mai Orbetello? È veramente un luogo particolare costruito da qualcuno che sapeva di mare e amava il mare e viveva sul mare. Qui c'è puzza di pelasgi, qui c'è puzza di popoli del mare. Quello che si può dire con certezza è che verso la fine degli anni '80 fu eseguita una trivellazione sul perimetro delle mura di Orbetello e si riuscì ad arrivare a 5 metri sotto il livello della laguna. Quindi questo significa che perlomeno ci sono 7 metri appurati. Ogni singola pietra, ogni singolo monolite è lavorato, ogni angolo è creato ad hoc e si incastra perfettamente l'uno con l'altro. E se li studiamo attentamente si possono vedere degli archi in realtà all'interno di queste mura, quindi degli archi che riescono a resistere tranquillamente anche se venisse meno un monolite. Sono anche mura antisismiche. Questa è veramente una delle opere più antiche di opera poligonale in Italia. Questa è la porta, vedi? In pratica c'era il porticciolo che entrava dentro, vedi? Bello, pensa a te. Sono proprio ciclopiche comunque, come dire. Ecco l'arco che dice Giuseppe, vedi? È incredibile Orbetello. Arrivandoci via terra con tutto sto cemento, con tutto questo asfalto, no? Non riesci a vedere la bellezza di quello che poteva essere un posto come questo, che sicuramente era pensato tutto per mare, quindi ci saranno stati canali, barche, tutto si svolgeva in quel modo lì. Doveva essere della bellezza. Zoe, che sia questo il monumento
A Caravaggio? Babbo, allora, c'è scritto a Gesù Cristo, Redentore Porto Ercole 1901. Più da sé? Sarà più avanti. No, no. Guarda, dov'è questa? Guarda Zoe, questo finalmente è il monumento, il cippo, il simbolo della vita di Caravaggio, il pugnale, i duelli, la grata, la prigionia, il simbolo della Croce di Malta, perché lui apparteneva all'ordine dei Cavalieri di Malta, poi è stato espulso da quest'ordine. Tra l'altro, quando lui è morto, i cavalieri avrebbero voluto i suoi quadri, ma i suoi eredi hanno detto no, l'avete espulso, ce li teniamo noi. Ti piace Zoe? Sei contenta che l'abbiamo trovato? E non commento. Valeva la pena, bello. Ma può far finta. Sono ad Orbetello assieme a Giuseppe e a Emilio e siamo in procinto di andare a vedere la tagliata d'Ansedonia. Andiamo alla tagliata! La misteriosa opera idraulica di difficile datazione costituita dalla canalizzazione delle acque fluviali che arrivano dal lago di Burano e vengono immesse nella laguna. Allora, qui ci troviamo nei pressi del canale che convoglia l'acqua verso la tagliata di Ansedonia. La tagliata si trova nella parte rocciosa del Golfo d'Ansedonia. Ecco il canale le cui acque accelerano man mano che arrivano verso la laguna. Qua l'acqua prende una velocità incredibile, diventa veramente un canale più stretto e più veloce, l'acqua poi curva e qua c'è uno spacco nella roccia, tutto scalpellato dall'uomo. Da qui vedo semplicemente che fa una curva e vedo un'entrata dell'acqua nella roccia. Vieni di là, pare che ci sia una cosa interessante. Vai! Tu no? No. Perché per il ponte? Beh, madonna, è roba da Indiana Jones della domenica. Mi farebbe molto più ridere se tu cadessi in acqua adesso. Tu che fai ridere? Indiana Jones dei poveri, guarda. La ricerca dove mi porta. Mi porta nella grotta qui accanto, detta lo Spacco della Regina. Questa era, diciamo, la prima tagliata, quella provvisoria, Certo. quella che magari gli ha dato l'idea, perché hanno visto che da qui si incanalava l'acqua e portava detriti, portava sabbia. Allora hanno detto, vabbè, crollata questa, facciamone una artificiale più efficace. Esatto. Dai, vieni a vedere Zoe, guarda. Guarda. Fantastico. Guarda, tutto scavato dall'essere umano. Eccola, è qui la tagliata vera e propria. Pura opera di ingegneria. Questo incavo nella roccia, così preciso, sicuramente è stato fatto dall'uomo e sicuramente è stato pensato per uno scopo preciso. Probabilmente per fare una paratia che si poteva alzare o abbassare a seconda di quanta acqua si cercava di avere nella laguna di Orbetello e quanto si voleva spingere l'acqua che intanto si accumulava qui dietro. Certamente si poteva creare una controcorrente, questo è poco ma sicuro. Poi bisognerebbe studiare se era talmente forte Da far depositare la sabbia che stava arrivando portata dal fiume. L'importante credo sia porre il quesito, parlare e far vedere questa opera che sicuramente è interessante e meravigliosa. Anche ecco rivalutarla a livello turistico perché... Sì, perché è molto abbandonata, devo dire, e sottovalutata. Che cosa sono questi canali? A che cosa servivano? E quindi secondo te quest'opera idraulica è stata fatta apposta per creare il porto di Orbetello così come lo conosciamo noi adesso? Ma certo, i famosi popoli del mare potrebbero avere costruito lungo la costa del Tirreno una serie di porti imprendibili che popolazioni successive come gli Etruschi possono avere riutilizzato per i loro commerci. E oltre ai porti costruivano sulla terraferma importanti città contornate da grandi mura megalitiche, come quelle di Cosa, che stiamo andando a vedere. Cosa?
Cosa è un sito archeologico poco conosciuto ma di estremo interesse. Davanti a queste mura di Cosa, che sono veramente incredibili, dove c'è odore di mentuccia e quindi insomma dai, è bello, voglio proprio sapere da voi perché siete così appassionati, in una parola, perché siete così appassionati di sassoni. Beh, siamo appassionati di sassi perché questi sassi hanno delle particolarità relative soprattutto alla loro forma che si manifestano uguali in parti del mondo che non avrebbero dovuto avere nessun tipo di contatto in epoca storica. Qui hai trovato anche dei ragazzi dell'Università di Padova che la pensano come te. Troviamo dei tagli poligonali di questo tipo qui, in Perù, nella zona di Cuzco, li troviamo per esempio in Egitto, ad Endera o addirittura nei templi vicino alla Sfinge. Li troviamo a Micene, a Tirinto, a Machu Picchu, in Libano. Cioè praticamente in ogni parte del mondo, e quindi non ci resta che pensare che ci sia una qualche tipo di matrice comune al di sotto di questa cultura. Cioè i miti la assegnano un popolo che chiama a volte Pelasi, a volte Atlantidei, a volte Oceanidi, assegna migliaia di nomi, però non c'è nessun popolo documentato nei libri di storia a cui siano assegnate queste roccaforti gigantesche. La tipologia delle mura poligonali è data da questo estremamente ridotto margine precisissimo nelle mura e di questi incastri, appunto detti incastri poligonali, praticamente perfetti. È calcare, difficile da lavorare, e poter fare un lavoro del genere chiedeva una grande conoscenza nell'ambito della costruzione. Perché sei appassionato di pietre? Perché le pietre, a differenza dei monumenti, se c'hai cuore e sensibilità, non mentono. I documenti spesso sì. Qui carta canta, qui abbiamo detto la verità. Ministero Beni Culturali, le mura riferibili agli anni compresi tra il 273 e il 264 a.C. È scritto così. A Roma, tu hai mai visto i romani costruire mura poligonali? Io a Roma sono andato, si mangia bene, sono andato, sì. non ho cercato le mura poligonali a Roma, non lo so. I romani costruivano mura quadrate, poi gli archi, quindi non costruivano mura di questo tipo. A Roma nelle immediate vicinanze non ce ne sono. Ce ne sono attorno? Attorno nel Lazio, nella Toscana, ma a Roma non ci sono mura poligonali. Lo stesso Vitruvio romano considerava quelle opere come qualcosa di incerta natura, gli dava un passato misterioso, quindi le disconosceva come qualcosa di proprio. Vitruvio stesso diceva che non erano romane. Ma dai, saliamo ancora sull'Acropoli dove si trovano i templi etruschi. Questo è il tempio sull'Acropoli di Cosa, dedicato a Mater Matuta, la madre natura, la dea. E questo è il tempio di Giove, enorme. Da là si può vedere giù l'Argentario e tutta la costa. Questo è il periodo etrusco, con le mura però sotto, che circondano tutto l'abitato, preesistenti. Sono nell'angolo estremo del tempio di Giove, qui sopra all'Acropoli di Cosa. Io da qui vedo tutta la laguna, vedo Orbetello al centro, è meraviglioso. E appunto, è il tramonto e non sarebbe l'ora di mangiare? Vieni, ti porto a mangiare le specialità della laguna di Orbetello al ristorante dei pescatori. A questo punto una cena ciclopica, una cooperativa di pescatori che gestisce un ristorante alloggio, credo, qui. Sono pronte? Pierluigi è il presidente della cooperativa, cooperativa di pescatori. Esatto. Prodotto tipico, necessità di comunicare a chi passa di qua, al turista, al viaggiatore, all'abitante, anche, come dire, la vostra storia, la vostra identità, la nostra e il vostro storia, prodotto. la nostra storia, la nostra identità e la cultura del nostro lavoro. Che pesci si pesca in laguna? Storicamente orate, spigole, cefalo per la bottarga, sogliole, saraghi, in generale tutti quei pesci che provengono dal mare, comprese le anguille. Turisti per casa, è pronto? Pierluigi, scusa, questa qui hai detto che è segatura di tonno? No, questi sono truscioli di palamita, della famiglia di tonnidi.
Questo invece sotto è mela e sopra? Filetto di ombrina affumicato con aceto balsamico. Questi invece sono filetti di cosa? Questo è un carpaccio di spigola della laguna di Ponente. Questa è l'anguilla sfumata. Da dove comincio? C'è un verso? Io direi di fare il percorso palamita, filetto d'ombrina, carpaccio, per ultima l'anguilla sfumata. Quindi è un itinerario, è un viaggio. Non so se rendilo lì. Adesso che hai fatto la scena, No. Sembra che io rubo il mangiare di bocca alla figlia. Sei una bestia, hai proprio. fatto la scena e è finito. Glielo diamo? Oh, perché devo completare la scena, devo fare l'assaggio. Cominciamo dalla segatura di tonno, no, dalla... Truciolo di palamita. Truciolo di palamita. È stata lei! È una strega malefica! Buono. Che meraviglia. Mi sono unto, ma vale la pena. Vale la pena. Ma ai banchetti non mancavano mai i musici ad allietare gli ospiti. E li abbiamo anche noi, i ludi scenici. Ciao. Ciao. Ludi Scaenichi. Scaenichi. Pronuncia antica. Sono stati i primi spettacoli che non avevano testi, non avevano scopi religiosi, diciamo, era anche musica e spettacolo proprio, anche fino a se stesso. Quindi vogliamo ricreare quella situazione, Sì. una situazione di simposio con la musica e il ballo di come si faceva allora. Sì. È storico, i banchetti si tenevano nei parchi all'aperto tra le verzure e noi abbiamo addirittura a disposizione le grotte ipogee etrusche di Tarquinia. Le classiche grotte ipogee, le classiche grotte scavate nella roccia con simboli particolari, strani. Tu fai il servitore di scena, poverino. Ok, proviamo a fare un'entrata. Azione! Bellissimo, bellissimo. Ma adesso serviamo il vino per Bacco. Vino. Anche perché se no non possiamo interpretare al meglio questa situazione. Fuflun, ah, Fuflun! Alla fine si mangia all'etrusca, panzanella fatta con cipolle e acciughe, crostini con olive, fegatini e pesto. Pesto c'era, lo potevano fare il pesto? Sì, perché i pinoli Ce l'avevano. Il basilico? Il basilico. Di certo c'erano i ceci per la zuppa e il maiale per la porchetta. Fantastico! Pane? Pane senza lievito. Senza lievito? Cos'è che non va bene? Il pomodoro. Non c'era ancora perché era? È venuto dall'America. Il pomodoro, Era in la America. patata. Il pomodoro e la patata non c'erano, ma si arrangiavano bene lo stesso a mangiare cose meravigliose. Facevano così gli etruschi, mangiavano con le mani.
E giustamente Elio diceva, si è un po' freddato, dico ma meno male perché mangiare con le mani, insomma. Come avete fatto a ricostruire questa possibile danza? Questa è una bella domanda. Io infatti sono sempre molto in crisi, tutte le volte che mi muovo, perché cioè, da una parte lascio trasportare dalla musica, per cui mi sono immaginata questa cosa. Ho letto dei testi e poi l'iconografia, in realtà. Un po' di cose che mi hanno colpito a me, questo fatto che comunque era una danza di tutto il corpo, che non si invecchiava mai, vabbè, probabilmente anche perché morivano prima di noi. Cerchiamo proprio nell'iconografia adesso di vedere se ci sono dei gesti ricorrenti, poi ci basiamo appunto sugli strumenti, cerchiamo di esplorare tutte le possibilità. Voi sapete da dove venivano già all'epoca, documentato proprio nella storia romana, le danzatrici più famose che suonavano con i crotali, gli antenati delle nacche erano i crotali, venivano da Cadice ed erano famose per come muovevano il bacino, cioè già dall'epoca venivano dalla Spagna insomma a ballare con le nacchere, poi è diventato flamenco insomma. Sì. Adesso vi faremo un brano dedicato alla nostra divinità preferita. Fuflum per gli Etruschi, Bacco per i Romani, Dioniso per i Greci, che era un rito, diciamo, soprattutto femminile, anche se poi a un certo punto poterono entrare anche insomma, le persone di sesso maschile, soprattutto i ragazzi giovani. Bacco, Fuflum, Dioniso è considerato l'inventore del vino, per cui durante questi riti appunto si beveva un sacco, si facevano fuochi, si danzava, si suonava. Ci è tramandato dagli storici che il grido delle baccanti o delle menadi era È buono.